Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, benvenuti a Tennis e Padel. Abbiamo qui Max come al solito da Roma per raccontarci tra poco di quello che sta succedendo agli internazionali d'Italia. Tra l'altro stanno giocando proprio adesso un tie break forse decisivo, Bolelli e Vavassori, ma ce lo racconti dopo perché abbiamo subito un ospite per parlare di Padel e del campionato che si sta svolgendo e sta entrando nel vivo a Pordenone. Abbiamo con noi questo pomeriggio Marco La Rocca, eccolo qua, ben arrivato, benvenuto Marco. Ciao ragazzi, ciao Enrico, ciao Max, buongiorno a tutti. Ecco Marco, abbiamo visto diciamo al meglio come top player del Giva SRL che proprio ieri sera ha ricevuto non solo il pass senza giocare, vincendo la partita a tavolino, ma poi sono arrivate anche ottime notizie. E a te Marco raccontarci un po' quello che è accaduto ieri sera al Pordenone Plus Center. Sì, ieri sera appunto, come ben dicevi, è successo un qualcosa di insperato perché insomma, senza sottovalutare gli avversari che è sempre un'incognita, però appunto Pachito Malano sono caduti, avevano due partite perché avevano vari recuperi da fare e niente, mi sono arrivate notizie con la conferma dopo di stamattina che hanno perso entrambe le partite, con i Colchoneros e con quattro salti, no, quattro salti eravamo noi, gli altri erano meglio portare il Meglio casco, portare in casa. guarda, tutti i Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Voi siete Avete molto più appunto, preparati di me. grazie innanzitutto a Marco Buin che ha fatto un bellissimo riassunto di quello che è accaduto ieri sera, lo trovate su Facebook alla pagina Campionato Padel Pordenone. Appunto Giva, la tua squadra Marco, ha vinto contro Quattro Salti in Padel, nome devo dire Sì, molto interessante. eh, Purtroppo ieri appunto ha perso a tavolino, ma appunto c'è stata la doppia sconfitta della ex capolista 2-0 contro i Colchoneros e 2-1 contro i Meglio Portare il Casco nel recupero della 18ª e ovviamente adesso se potevate essere a -1 e attualmente siete a +4 a 3 giornate dalla fine, martedì scontro diretto, vero Marco? martedì ore 21, sì, Pordenone Padel Plus andrà in scena una bella partita. Dopo, insomma, siamo molto amici con i due fratelli Guerrini, con Marco Marchini, dopo c'è anche Giulio, insomma, avremo secondo me una bella serata ad alto contenuto di padel e dopo insomma sicuramente ne vedremo insomma delle belle, ma insomma senza nulla togliere è una serata da condividere assieme tra amici e in più ci si mette anche il padel, quindi insomma una serata secondo me perfetta. Ecco, quindi gli avversari li conoscete bene, diciamo, magari tu li hai già affrontati in altri tornei, probabilmente. Sì, 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 boh, abbiamo anche con Riccardo Guerrini, abbiamo già fatto anche un torneo assieme, ma insomma, conosciamo bene perché bene o male dopo quelli che gravitano nel mondo del padel, siamo, non dico sempre quelli, ma le facce insomma bene o male dopo ci si conosce, ci si sfida all'ultima birra o all'ultima Coca-Cola, quindi insomma è sempre un modo per stare assieme e per imparare sempre da tutti, insomma, un qualcosa. Ecco, quindi diciamo che se nel rugby si parla di terzo tempo, nel padel c'è il quarto set, no, a meno che ovviamente, visto che Eh, è possibile andare al terzo set, se la partita è equilibrata, il quarto si fa davanti al bancone, del bar, oppure eh, seduti al tavolo, perché lì a eh. Pordenone, dove siamo stati a raccontare la partita che ti ha visto protagonista. Tra l'altro volevo un po' chiederti della tua squadra, il Giva SRL, che al momento è al comando del campionato e peraltro al torneo del 1° giugno mi dice appunto l'organizzatore Marco che saranno ben 26 le coppie maschili e 11 quelle femminili, quindi siamo agli ultimi posti prima di formare poi i tabelloni. Ecco,
volevamo un po' sapere della tua squadra, poi Max ti farà sicuramente qualche domanda delle sue. Però intanto Boh, parlaci della tua squadra, da chi è sì, composta, perché la coppia è evidente che c'è tra te e Swarovski, però insomma ci sono anche altre persone. no, 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 sì, insomma, la squadra è composta da 6 elementi, purtroppo dopo per motivi che ha dovuto subire un piccolo intervento, Restiotto è dovuto uscire e adesso vediamo se riuscirà a rientrare prima della fine. E comunque, vabbè, c'è Dennis Guerra che avete avuto anche voi l'opportunità, la fortuna di ospitarlo l'ultima volta, la penultima volta. C'è Alberto, detto Swarovski, c'è Matteo, Fabrizio e poi appunto Tiziano che lui ci ha aiutato all'inizio, dopo ha dovuto appunto assentarsi e nel frattempo abbiamo fatto la sostituzione con Alberto. Questa è la Giva SRL, abbiamo avuto modo bene o male di schierare tutti quanti su partite più o meno semplici, che appunto il girone di andata è stato un po' un'incognita per tutti perché a parte i soliti nomi che conoscevamo, gli altri sono state delle incognite veramente sorprendenti, insomma, e quindi abbiamo avuto un po' un'andata altalenante. Dopo quel girone di ritorno abbiamo capito un attimino di da farsi e siamo andati, insomma, abbastanza bene, insomma. Max, qualche curiosità che vuoi chiedere a Marco? No, no, io Da insegnante di tennis, da maestro di tennis? no, se mi sentite, ci sono sempre curiosità naturalmente da chiedere. È ovvio che è inutile chiedergli della sua squadra, ci ha detto praticamente tutto. Sarebbe bello chiedergli, no? Visto che noi, come nessuno magari potrebbe sapere, oppure lo sanno, che facciamo una specie di briefing prima della diretta, ci ha detto che prima veniva dal calcio e adesso io gli chiedo a lui come mai poi alla fine si è andati a finire sul padel, cioè cos'ha il padel che ti fa gioire, cioè cos'è che te? Perché poi alla fine la gente è anche giusto che sappia queste cose qua, insomma, ecco. Dici che cosa ti dà il padel a te? Bah, che cosa mi dà? Nel senso, boh, io da giocatore di calcio per tantissimi anni, nel ruolo del portiere, dopo appunto, come vi raccontavo, ho avuto la fortuna per 10 anni di allenare dalla prima squadra ai ragazzi, però purtroppo ero arrivato a un punto che non mi piaceva più sì, il calcio. E così, parlando tra amici, abbiamo detto, dai, proviamo, proviamo. Sono quelle dipendenze, secondo me, che se uno le prova capisce in maniera molto ironica di dipendenze, perché purtroppo è un tasto dolente, nel senso che cosa ti dà il padel? Ti dà sicuramente, a me dà tanto entusiasmo, voglia di confrontarmi con gli avversari. Basta, dopo sicuramente il quarto set, come dicevate voi, è tutto un mondo che, a parte conoscere tantissime persone, dopo appunto c'è la possibilità di poter confrontarsi anche con le ragazze, che secondo me sta prendendo sempre più piede, vedi appunto anche l'enorme successo del primo giugno del torneo, della giornata conclusiva, che ci sono 11 coppie solo femminile. Secondo me è un movimento che per altri 10-15 anni sarà in crescita. Parlavo un anno e mezzo fa con un centro di Treviso, molto bello, e lì appunto c'erano degli insegnanti che arrivavano da Roma, che Roma appunto come città è partita molto prima a scoprire il padel e dopo piano piano è arrivata verso il nord, però anche lui mi garantiva che almeno per 10-15 anni, arrivando anche da studi dalla Spagna o dall'Argentina, sarà in crescita, insomma, questo movimento del padel. Ho capito, guarda, io volevo dirti, io avrei dato un'altra risposta, ma naturalmente non sono te. Io avrei pensato onestamente che il fatto che magari si è più competitivi forse da subito, o comunque si riesce a essere competitivi abbastanza più in fretta rispetto a un tennis, e magari questo ti porta a essere
già magari, non lo so, io dico perché sono ignorante del padel, l'ho visto poche volte e una volta ho fatto la telecronaca della tua partita, però diciamo non è che lo seguo tanto. Dopo quella partita lì ho incominciato a interessarmi sempre di più. E io credo che comunque si possa essere un pochino più competitivi, o sia più abbordabile incominciarlo. Poi naturalmente tutte le sue sfaccettature. Tu naturalmente come porti ex forse gli slanci, no? Quelle reattività che sono utilissimi, credo, al padel, perché poi bisogna essere molto reattivi e allora tu sei avvantaggiato. È ovvio che se uno viene da comunque degli sport, insomma, di movimento, comunque sport dove la capacità coordinativa e quant'altro, credo che sia utilissimo per incominciare a giocare a padel, quindi anche in maniera più semplice. Però è chiaro No, che uno sport fin da subito tutti riescono più o meno a giocare. sì, sì, hai perfettamente ragione, nel senso che appunto io ho un caso qua vicino a me che mia moglie, appunto, lei non aveva mai fatto nessun tipo di sport e da settembre ha approcciato anche lei al padel, dopo appunto supportata anche da corsi con dei maestri, perché sì, come dici te, è uno sport magari all'inizio che ti dice sì, boh, è fattibile, però dopo logicamente uno se vuole migliorare, se vuole capire la tecnica, perché io vedo insomma tanti appena entrati hanno questa foga, questa mania di giocare molto forte, che essendo su spazi brevi, metà palle finiscono sulla grata piuttosto che sulla rete, quindi insomma è molto più semplice. Io ho fatto 6 mesi di tennis sul circolo dove alleni anche tu, però insomma il tennis è un'altra realtà, sicuramente più complessa, con spazi molto più grandi. Il padel, diceva anche mister Spalletti, che è uno sport, che diceva, dove si corre poco. Sì, posso sposare questa filosofia, però insomma quei pochi spostamenti sono veramente repentini e anche veloci, insomma, perché hai il vetro che ti agevola, però insomma bisogna essere sempre pronti, quello sì. Ma guarda, sono d'accordo con te al 100%. Io invece con Spalletti, ahimè, non sono d'accordo, perché credo che io ho visto quella partita e credo che comunque ci si gira molto, ci si sposta. Cioè, secondo me il padel alla fine si suda, ecco, non è che sembra facile, è chiaro che più il livello si alza e più è difficile, come tutte le cose poi alla fine, no? Quindi dipende molto anche da quello. Però credo che alla fine tutti i movimenti del corpo vengono sollecitati, sia comunque, tu hai detto espansione nei prossimi 15 anni. Io credo che sarà sempre meglio, cioè sempre più in aumento, con tornei sempre più importanti, sempre più, non dico che arriverà al pari del tennis, questo non lo possiamo sapere, non possiamo prevederlo, però sai che tu meglio di me adesso che lo frequenti, che in Spagna, in Argentina, è già da una marea di anni che il padel è uno degli sport principali. Quindi voglio dire, questo significa che noi siamo sempre un po' un passino indietro, ma ci stiamo arrivando. E voglio anche ricordare che adesso la Federazione Italiana Tennis e Padel sta per diventare Federazione Italiana Tennis e Padel e Pickleball, cioè quindi vuole fare anche quest'altro terzo passo. Quindi insomma, alla fine di racchetta ce n'è tanta, basta scegliere quella giusta per noi, no? Alla fine, cosa dici, Appunto, Marco? appunto. Sì, sì, hai perfettamente ragione e sicuramente fa bene a tutto il movimento, che sia finalizzato al tennis piuttosto che al padel o adesso appunto questa new entry del pickleball, che proveremo, insomma, al momento così mi incuriosisce, ma mi piacerebbe rimanere fedele al padel perché insomma tra racchette, tra abbigliamento, tra corsi, maestri, insomma non è sicuramente uno sport economico, ma come mi insegni anche tu, il tennis piuttosto che il golf, insomma, sono sport che abituati magari a un paio di scarpe, una tuta e i guanti nel caso mio, insomma, la pratica veniva risolta in maniera molto più veloce e leggera, insomma, a livello economico. Bene, io direi che Enrico ho dato il mio, Sì, sì, assolutamente. Ringraziamo e liberiamo anche Marco, dopo questa, insomma, preziosa, partecipazione in cui ci ha raccontato un po' cosa è successo in settimana, un po' come vede
il padel a 360 gradi, per cui non possiamo far altro che farti in bocca al lupo per martedì sera e il big match, e ovviamente anche per il torneo del 1° giugno, le fasi finali del campionato. Grazie Marco di aver partecipato e ancora complimenti, riportali anche ai tuoi colleghi della GSRL. Sarà fatto, io ringrazio voi ragazzi, veramente state facendo una cosa bellissima. Ringraziamo anche gli ideatori e la mente di questo primo campionato, Marco, Babui, Andrea, Flavio, dopo spero di non dimenticare nessuno, che hanno creato veramente un movimento precisissimo, perfetto a livello di logistica piuttosto che a livello di organizzazione. E quindi un plauso va sicuramente a loro che hanno creato questa cosa che al momento in provincia non l'aveva mai fatta nessuno. Ragazzi, grazie, buona domenica e a presto. Grazie Marco, buon fine settimana anche a te e buon padel a tutti ovviamente. Adesso Max, è giunta l'ora purtroppo di parlare di tennis, dico purtroppo perché è arrivata nel frattempo una brutta notizia, eliminazione di Bolelli e Vavassori. Stavo pensando che me l'avresti detto. Purtroppo questa gioia di avere comunque anche due italiani come Bolelli e Vavassori, che sono sempre comunque forti nel doppio, però purtroppo non ce l'hanno fatto raggiungere la finale di Roma, ma ahimè abbiamo comunque una finale femminile nel doppio femminile con la Errani e la Paolini, insomma, che si giocherà proprio domani alle ore 12, quindi ve lo ricordo, ore 12 giocheranno la Paolini e la Errani nella finale contro la Goff e la Rutli, la pronuncia non la so. Detto questo, ci sarà comunque oggi la finale, diciamo, più attesa, quella femminile alle ore 17, che contro la Sabalifica Niega per la Posta, la numero 1 contro la numero 2. Meglio di così, io credo che gli internazionali femminili non potevano non avere, perché quando hai in finale la numero 1 e la numero 2, credo che hai raggiunto il top del top come finale di questo torneo. Per quanto riguarda invece il torneo maschile, domani ci sarà proprio la finale cileno, che adesso mi sfugge, vabbè, neanche a fare la posta, il tedesco Zverev e il cileno, mi è venuto in mente. Jarry ha fatto un percorso incredibile, ha battuto intanto due italiani, no? E quindi dove tra l'altro ha battuto anche il napolitano, che ha avuto un torneo eccezionale al terzo set, lo ricordo, 6-4 al terzo, per cui insomma non se l'è passata proprio bene Jarry, eppure alla fine è riuscito a sconfiggere Tsitsipas, che era in una buona forma, lo ricordiamo, aveva vinto anche Monte Carlo quest'anno, per cui un buon Tsitsipas. E adesso vedremo, perché Zverev ha battuto Tavilo, che era l'altro cileno che era in semifinale, che aveva battuto, ricordiamolo, anche Djokovic, insomma, aveva fatto un bel percorso, però insomma alla fine Zverev. Credo che la finale sia un 60-40, cioè Zverev non solo per la classifica, per la storia che ha, però insomma anche lì l'ho visto in buonissima forma. C'è da, caro Enrico, c'è da sottolineare invece il torneo italiano, che parla italiano, di Torino, 175 di Torino, che è arrivato alla volta dei quarti di finale, perché naturalmente, come sapete, il torneo di Roma sta durando da 2 settimane, invece poi chiaramente gli altri che stanno per andare poi a fare il Roland Garros, e c'è stato questo Challenger di Torino, e adesso abbiamo i quarti di finale che vede già in semifinale Soneg ha battuto l'americano Wolf, quindi il lupo è stato sconfitto. Oddio, in questo caso è stato acchiappato, caro Enrico, però insomma, e questo è quello che è successo per quanto riguarda sì, dicevo, proprio quanto è successo per quanto riguarda il torneo di Torino. Poi abbiamo sempre, ancora abbiamo Arnaldi, adesso ve lo dico con precisione, abbiamo quindi Arnaldi, aspettate che qua, eccolo lì, vi faccio subito esattamente, vi dico con chi stanno giocando. C'è Passero che sta, diciamo, un set pari contro l'americano Nagashima, e quindi vedremo cosa combinerà Passero. Ricordo che anche Passero ha fatto un ottimo torneo a Roma, no? Dove ha perso soltanto 7
6 al terzo, veramente un ottimo torneo. Poi abbiamo big match, attenzione, alle ore abbiamo il big match che sarà tra Arnaldi e Deri, altro quarto di finale, quindi parla tutto italiano. Questa è veramente una partita, direi, eccezionale, mentre Musetti contro Melingeni Alves, che è un brasiliano, direi che sta vincendo un 7-0. Insomma, che dire, potrebbe essere che in questo torneo addirittura sta vincendo 6-1, che naturalmente è il favoritissimo di questo torneo di Torino, in quanto testa di serie numero 1. Però gli altri tre italiani naturalmente non staranno. Potremmo avere 2 semifinali italiane e magari è proprio la finale tra i migliori. Non lo so, vedremo. Comunque direi che è un ottimo torneo di Torino. Adesso che dire, caro Enrico? Si potrebbe parlare proprio di quello che starà per succedere. Insomma, a breve avremo... chi lo La sa notizia di giornata è che Sinner un'ora fa, insomma, è stata data questa notizia che è ritornato in campo ad allenarsi a Montecarlo, quindi sotto la guida di Vagnozzi, per testare un po' la condizione fisica. Poi c'è un'altra manovra proprio per preservare il numero 1 da parte di Djokovic, che ha chiesto una wild card per giocare a Ginevra, e quindi questo perché ha bisogno di punti per non rischiare, diciamo, di perdere lo scettro di numero 1, ma ovviamente lo vedremo, si spera, in quel del Roland Garros, dove mi auguro possano giocare sia Djokovic che è probabilmente sicuro, e invece ci sia Sinner, insomma, ecco, che quello invece è ancora un po' incerto, sta valutando l'italiano se poter giocare o no. Ma guarda, ti dico, è serio andare a fare i challenger, no? Ti devo dire la verità. Perché? Sai perché? Perché quando tu vai a fare un challenger trovi sempre gente che fa la gavetta, quindi gente affamata di risultati, affamata di tennis, e quindi che uno magari non li conosce, perché quando tu vai a fare un challenge giochi con dei giocatori che non conosci. Quindi Djokovic è sempre Djokovic, ha bisogno di fare un po' di allenamento, però far punti sui challenger la vedo molto molto più dura. Secondo il mio punto di vista non avrebbe senso per lui andare a sforzarsi più di tanto, ecco, questo sì. Per quanto riguarda Sinner invece, e ci sarà, penso, spero, me lo auguro con tutto il cuore, anche il nostro Berrettini deve essere nel tabellone principale, credo che Sinner non sarà al 100%. Per quale motivo? Perché è ovvio che se appena incominciato a riallenarsi, bisogna se l'Anca tiene bene, se insomma il J-Medical di Torino sono riusciti a curarlo come si deve. Bisogna sempre stare attenti quando si hanno degli infortuni, insomma delle infiammazioni, che siano poi guarite il prima possibile, anche perché insomma non vorrei che poi ci fosse una eventuale ricaduta. Io sì, ti devo dire la verità, adesso a prescindere dagli Roland Garros, che sicuramente è un eccezionale, poi insomma ci sono le Olimpiadi, tutto quello che vuoi, io sono curioso, sperando naturalmente, che durante il periodo dell'erba, quindi quando ci sarà Stoccarda, il Queens, Wimbledon, di capire cosa farà il nostro Matteo Berrettini, perché io sono convinto che se non avesse avuto questa tonsillite, insomma questo problema influenzale, diciamo, un po' come Musetti, avrebbe potuto fare qualcosa di buono. Secondo me l'avevo visto molto bene a Marrakech, se ti devo dire la verità, è stata anche una sfortuna veramente, e non lo lascia mai, perché poi siccome parla, e non vorrei dire, qualche volta parla un po' a vanvera, ecco, non riesco a capire mai se parla a vanvera per invidia, perché mi sembra che uno dovrebbe invidiare quello che ha avuto lui, quello che ha fatto Pietrangeli, che è qualcosa di eccezionale, no? Secondo me qualche volta forse dice delle cose che non vanno bene. Io credo che Berrettini sia stato solo sfortunato in questo caso, ed è giusto che dica non partecipo, non è che può fare figure diciamo barbine, nel senso, insomma, se non se la sentiva vuol dire che non era al pieno della... Ricordiamo che poi magari se prendi antibiotici o quant'altro ti debilitano un pochino, quindi magari non se la sentiva di wild card che il torneo di Roma gli aveva offerto. Ecco, questa è la verità dei fatti. Quindi tutto lì.
Io questo è quello che credo. Io aspetto Wimbledon, aspetto il periodo dell'erba con curiosità. Sono convinto che il nostro Matteo potrebbe regalarci qualche piccola sorpresina. Fermo restando che Sinner l'anno scorso è arrivato in semifinale, quest'anno chissà. Ecco, io approfitto insomma in chiusura di ringraziare coloro che ci hanno messo dei like. Vedo il mitico Adelchi McCann, presidente del McCann Prada Calcio 5, o meglio comunque presidente onorario, però insomma lo ringraziamo di seguirci, anche Massimo Bastiani e Giulio Balliana degli Originals 2022, quindi penultima puntata che sta per concludersi di Tennis e Padel. Sabato prossimo ultima diretta, diciamo, qui dallo studio per raccontare un po' cosa succede e come è finito come sono finiti i tornei a Roma e a Torino, e poi ovviamente ci sentiremo per dei live a sorpresa, ma non vi vogliamo ovviamente dare troppe informazioni. Seguite i nostri social e lo scoprirete. Tra l'altro, una piccola chicca è presente qui in alto a destra, ovvero quello che sarà un rinnovamento di immagine di Sportissimo Channel con un'anticipazione del logo che avremo in tutti i social. Max, per cui io ti saluto, ti ringrazio e ti auguro buon fine settimana. Grazie anche a te e a tutti i telespettatori di Tennis e Padel.